Intanto grazie di essere qui e un saluto anche a tutti coloro che sono in collegamento. Ma stavo pensando che ho visto Crozza oggi, me l'ha fatto vedere. Tanto non sbaglio le date nelle citazioni. Però posso dire, anche questa è identità veneta, no? Si sente favellare anche in Veneto, quindi grazie a Crozza per aver dedicato un cameo anche al Veneto. Come si dice, no? Per usare una citazione a quello che non strozza ingrassa, no? Però noi non mangiamo i gatti. Allora, totale, non faccio battute, se no. Totale tamponi 745.805. Pensate, ne abbiamo processati, anzi ne hanno processati 16.172 ieri, nelle ultime 24 ore. Il numero di positivi sono 19.183, uno. Quindi capite, su 16.000 se volessimo fare vuoto per pieno, uno. Il che vuol dire, se ci fosse botta C, sono lo 0, 1 per 1000, quant'è? Boh, non so, 16.000, l'1,6 per 1000 sarebbero... Quanto? Chi è che fa il conto? Fate il conto. Allora, non fatemelo fare in diretta, se no lo faccio. Se fossero 20.000 e fosse 1, sarebbero 0... Insomma, fate il conto. Isolamento 1020, no, potrei farlo a voce alta, poi fa il giro del mondo, meno 37. Le persone ricoverate in questo momento sono 320, meno 3, dei quali 81 positivi, ragazzi, quindi i positivi sono 81. E guardate che bel numero di terapie intensive, 16, ne abbiamo uno solo di coronavirus. Quindi 81 in ospedale ricoverati più uno in terapia intensiva fa 82 coronavirus. I dimessi sono 3.442 più 3. Il totale dei morti è 1954 più 5, dei quali morti in ospedale 1401. I nati sono 76. Allora, intanto saluto delle persone che sono qui, una famiglia di Vicenza con 3 bambini, quindi salutiamo, ecco, sono venuti qui, buongiorno. I leoncini di Vicenza, no? E poi saluto anche la signora Olivieri di Verona, eccola lì, buongiorno. E poi altre persone che sono qui, un'altra signora che ho salutato prima, che mi ha presentato un problema e che vedremo di darle una mano. E un saluto ovviamente l'ho già fatto per tutti. Guardate, oggi lasciatemelo dire, è una bella giornata perché abbiamo iniziato il mattino con una bella dichiarazione del presidente Mattarella, fra l'altro me la sono anche stampata. Oggi ricorre una data importante, no? Il 7 giugno del 1970, e quindi sono 50 anni oggi giusti, e dalla prima elezione delle regionali. Quindi nel 7 giugno del 1970 si votavano i primi amministratori regionali con la costituzione l'istituzione dell'ente regione. Il presidente Mattarella oggi dichiara, virgolette, il principio di autonomia delle regioni e degli enti locali è la fondamenta della costruzione democratica, perché appartiene al campo indivisibile delle libertà e costituisce un regolatore dell'equilibrio costituzionale. La libertà dei territori e l'autonomia delle comunità sono un contributo all'unità nazionale nel quadro di una leale collaborazione tra i diversi livelli istituzionali. Sentite, ci arriva l'autonomia per via DHL, cioè arriverà
arriverà a 100 all'ora. No, io al di là delle battute ringrazio il Presidente Mattarella per aver voluto consacrare questa giornata, no? Se ci pensate, qualche anno fa discutavamo di regioni, della possibilità di eliminarle, di Batman, ve le ricordate quelle vicende lì, dei rimborsopoli? Ve lo dico perché il Veneto non ha avuto una minima scalfitura da quelle polemiche. C'era un attacco a 360 gradi e si è cercato fino in fondo di eliminare le regioni. Oggi, a 50 anni dalla loro istituzione, ne viene fuori, alla luce anche, io penso che il Presidente abbia valutato anche quello che è accaduto durante l'emergenza coronavirus, ne viene fuori una solidità di quello che è la logistica istituzionale in questo Paese, dove le regioni non sono un ente inutile, ma sono un ente che ha assunto un'operatività e un livello di conoscenza dei territori e di difesa dei territori che è unico. Ovviamente il Presidente parla di autonomia e leale collaborazione tra le istituzioni come completamento di quello che è appunto ed è interpretato nella Costituzione, e vuole riferirsi al fatto che, vi ricordo che la Costituzione, sia quella del 1948, quella dei Einaudi per capirci, no? Di Calamandrei, dei padri costituenti, era la Costituzione, diciamo, autenticamente federalista, poi lasciamo perdere la gestione centralista che ha avuto questo Paese, ma è anche la Costituzione della modifica del titolo quinto del 2001 che va nella stessa direzione, che addirittura concretizza e solidifica ancora di più questa visione autonomista e federalista dei padri costituenti, addirittura sancendo le 23 materie da delegare alle regioni. Per cui penso che questa sia una bella dichiarazione, spero che qualcuno se la stampi e se la metta nel comodino, visto e considerato che c'è ancora qualcuno che non ha capito che l'autonomia non è una sottrazione di potere come la interpretano a Roma alcuni, e quindi c'è qualcuno che gli viene l'orticaria quando gli parli dell'autonomia, li vedi in faccia, cominciano a cambiare colore, no? A Roma. Ma è bensì una vera assunzione di responsabilità l'autonomia, e le parole del Presidente della Repubblica vanno in questa direzione, no? L'autonomia non viene percepita come un problema ma come un'opportunità. Mi permetto di far sintesi e interpretare le parole del Capo dello Stato, quindi ringrazio il Capo dello Stato per le belle dichiarazioni a sostegno delle regioni e a sostegno dell'autonomia, che è uno dei valori costituzionali. E a tutti gli altri gli consiglio di stamparsi questa dichiarazione, quando vedranno le carte del Veneto si leggano sempre prima queste dichiarazioni del Capo dello Stato. E per quanto riguarda, ve lo volevo dire così in apertura, per quanto riguarda il coronavirus, noi abbiamo degli incontri importanti per questa emergenza. Io ce n'ho uno domani alle 16 per parlare di fiere, o meglio non per parlare di fiere, faremo un incontro con il Ministro Gualtieri alle 16. Voi sapete che il sottoscritto assieme a Stefano Bonaccini e Attilio Fontana ha scritto già un paio di volte al governo per il sistema fieristico. Voi capite che i grandi assembramenti non escludono gli appuntamenti fieristici. Sapete che a livello nazionale e internazionale, prima mi ha scritto Claudio Feltrin di Federlegno, a livello nazionale e internazionale la fiera rappresenta ancora la via principale per presentare le produzioni e per fare contratti, e proprio per questo motivo domani discuteremo, visto considerato che il sistema fieristico per noi è una realtà irrinunciabile. Considerate che la nostra fiera di Verona, piuttosto che le altre fiere presenti nel Veneto, perché abbiamo più realtà fieristiche, abbiamo Vicenza, abbiamo il Padovano, e insomma tutte le realtà fieristiche sono letteralmente messe in ginocchio a livello di bilanci. Considerate che Verona ha perso tutti gli eventi clou, e se dovesse essere messo anche in discussione Fieracavalli e le fiere dell'autunno, vuol dire chiudere un bilancio in maniera disastrosa. Avremo poi una conferenza delle regioni martedì alle 13. Vi do un po' il cronoprogramma della prossima settimana, importante perché nel frattempo l'assessore Lanzarin chiuderà i tavoli a livello nazionale con i colleghi per le ultime linee guida che ci mancano, e sono linee guida importanti perché voi capite che stiamo lavorando per il tema degli spettacoli, stiamo lavorando sul fronte delle sale gioco, sul fronte delle discoteche,
e dopo che altri... La congressistica, le cerimonie, i matrimoni, i grandi eventi, insomma, campi scout e altre partite. Quindi si sta profilando la redazione di un'ordinanza per dare sblocco a tutte queste attività. E ho visto qualcuno che si è agitato perché ho dichiarato che la mascherina non la getteremo. Non è che io mi diverto a dire queste robe, devo dirvi qual è la verità. Io so che è più simpatico il medico che ti dà una pacca sulle spalle e dire ma sì, va a casa, non è niente. Io sono dalla parte di quelli che dicono è meglio che facciamo una risonanza, una gastroscopia, cioè è bene sempre guardare in faccia la realtà. La realtà oggi ci dice che il contagio sta scendendo vorticosamente, la realtà ci dice che i veneti sono stati bravissimi, ma non lo dico perché va bene far complimenti, ve lo dico perché vi faccio vedere la curva del modello quindi la curva reale, scusate, la gaussiana reale dei contagi e vedete che durante il lockdown fa così, cioè vuol dire che l'isolamento, anche qui qualcuno dice ma tu hai messo in isolamento i veneti, no, io ho messo in isolamento il virus. Se ci pensate, il lockdown è per isolare il virus, per fare in modo che non trovi più nessuno in giro, non per isolare i veneti. È ovvio che i veneti hanno sofferto in questi mesi, lo stanno soffrendo anche le attività produttive. Questa mattina abbiamo avuto un incontro in videoconferenza, peraltro con l'assessore Canere e l'assessore Donazzan, per parlare appunto del comparto turistico, che è un comparto che sta soffrendo. Pensate, vi ricordo che abbiamo già perso d'ufficio 65.000 posti, 35.000 di questi posti di lavoro sono del comparto turistico. Adesso stiamo tentando di intervenire in maniera importante con un progetto di promozione pesante che verremo a presentare questa settimana, ma stiamo pensando anche all'occupazione. Guardate, gli elementi per il turismo sono due: portare turisti e garantire l'occupazione. Cioè, queste sono delle sfide. Ovvio che se riusciamo a riempire con i turisti, per questo sto continuamente dicendo aprite queste frontiere, abbiamo già risolto metà del problema, perché comunque sì, abbiamo perso qualche fine settimana di maggio, forse, abbiamo perso giugno, però almeno recuperiamo luglio e agosto e magari facciamo anche settembre, magari non si va neanche più a votare, possiamo fare all'infinito e andremo avanti a fare vacanze in questo paese all'infinito, visto che non si va più a votare. E lunedì, fra l'altro, vi ricordo che dovrebbe iniziare la discussione del decreto per le elezioni, per cui anche lì, al di là delle battute, staremo a vedere cosa accadrà. Ultima roba, coronavirus, e c'entra, è la partita di Treviso. Allora, vi faccio consegnare, dopo ve le dà, dammene una per favore, Alberto Reggiani vi darà poi la lettera che l'Avvocatura regionale ha mandato come controdeduzioni, perché per onestà io devo dirvi alcune cose, per onestà, per informazione, non è che c'è qualcosa di nascosto. Qui siamo davanti a una proposta di impugnativa della legge regionale che istituisce il corso di laurea di medicina e chirurgia a Treviso, proposta di impugnativa che viene dal Ministero dell'Economia e dal Ministero della Salute. È cavillosa la roba. In sostanza voglio ricordare che stiamo parlando di un corso di laurea che non è che ci siamo inventati perché dobbiamo andare a votare, come dice qualche ben pensante, pochi però, perché ormai ce ne sono rimasti pochi presi male così in giro, ma è il coronamento di un percorso che dura da anni. A Treviso sono attivati i primi anni di corso di laurea, vorrei ricordare, si studia a Treviso. A Treviso abbiamo 8 reparti clinicizzati, vuol dire che abbiamo gli studenti universitari e abbiamo gli specializzandi che si specializzano e fanno la parte, diciamo, pratica in quei reparti. Abbiamo nelle 8 reparti clinicizzati, abbiamo dei professori universitari che dirigono i reparti. Avete visto ad esempio che la professoressa Dadalt, che è stata primario del reparto clinicizzato di Treviso della pediatria, è diventata il direttore della pediatria e quindi massimo responsabile della pediatria all'Università di Padova. Adesso è colei che governa tutta la pediatria, lei è un'esperta di emergenza, urgenza, tant'è vero che a Treviso hanno attivato il primo fast track per i bimbi, no?
l'ingresso veloce bypassando pronto soccorso. Facciamo le congratulazioni alla professoressa D'Adalta, ma è la dimostrazione di questa osmosi, no, che c'è tra il territorio e l'università. Abbiamo deciso assieme all'Università di Padova di attivare tutto il corso, sono i 5 anni di corso, 6 anni scusate di corso, 60 posti, mi ricorda l'assessore Lanzarì. Abbiamo deciso di fare tutto questo, ha votato il Senato accademico, abbiamo votato noi, siamo andati a fare una legge, partiamo con i corsi, a prescindere da quello che succeda, vi dichiaro che i ragazzi si iscrivano perché noi andiamo avanti. Ci contestano di aver prelevato 6 milioni di euro del costo annuale dal fondo sanitario regionale, che è un fondo, udite udite, di 9 miliardi e 600 milioni di euro. 9 miliardi e 600 milioni di euro. Noi da quei 600 milioni di euro, lasciamo perdere di 9 miliardi, abbiamo preso 6 milioni. Cioè gliene abbiamo lasciati ancora 594 milioni. Cioè capite che è un'assurdità. Allora, siccome io penso che si possa trovare una soluzione, che l'impugnativa deve essere depositata entro il 16, vi annuncio che ho parlato con il ministro Boccia, che fa solo, diciamo, in questo caso da rapporti con la Regione. C'è stata già un'interlocuzione con la Regione e si è concretizzata con questa controdeduzione che vi do oggi. Ho parlato con il ministro Speranza e vi dico anche che ieri pomeriggio ho parlato con il ministro Gualtieri. Anche lui si è impegnato di vedere questo dossier, che io a questo punto definisco incagliato forse per l'eccesso di zelo di qualche burocrate, che prima o poi capiremo anche chi ha avuto queste belle idee, e quindi andiamo avanti per questa direzione. Io spero si risolva, ormai è diventata bipartisan, no? Si dice bipartisan, bipartisan, no? Bipartisan sta roba, cioè va da destra a sinistra, non è che c'è chi ha capito tutto e fa l'università e chi è all'opposizione che dice che è giusto chiuderla. Penso che sia ormai evidente che da destra a sinistra tutti vogliamo l'università, soprattutto dopo quello che è accaduto. A questo punto confido nel buonsenso da parte dei miei interlocutori a livello nazionale. Se così non sarà, ma veramente io spero che sia invece che si chiuda prima dell'impugnativa, noi andremo avanti alla Corte Costituzionale, ma faremo i fuochi d'artificio su sta roba, come abbiamo fatto con l'autonomia. Ieri un giornalista mi ha detto ma che fine fate poi? Guardate, con l'autonomia siamo andati per sbaglio in Corte Costituzionale, siamo tornati a casa con un referendum e quindi questa rischia di diventare la goccia che fa traboccare il vaso. Invito caldamente a trovare una soluzione, noi ce l'abbiamo, che è quella di buttare via il ricorso. Prego. Parola ai giornalisti, allora comincia Filippo Tosato. Ecco, ma buongiorno Presidente. Ciao Filippo. Ma proprio su questo tema, del corso delle aule di medicina a Treviso, no? Io mi sono dato un'occhiata al ricorso, insomma, alla proposta di impugnativa, eccetera. Lei mi correggerà se sbaglio, può darsi che non abbia capito, ma in sostanza, secondo il governo, non è legittimo prelevare questi soldi dal fondo sanitario. Sì, è quello che ho detto io. Ecco, cioè la Regione può finanziare questa attività prelevandola da un altro capitolo. E poi c'è anche un accenno, mi pare, all'assenza di una programmazione. Sì, di un via libera alla programmazione per le 60 iscrizioni. Francamente sembrerebbero ostacoli di poco conto, cioè la Regione non mette in preventivo, non contempla la possibilità di fare una variazione a questo punto? No, perché Roma ha già deciso fin troppo di quello che dobbiamo fare noi, no? nel tempo. Allora, il fondo sanitario regionale, che ci permette di erogare la salute e quindi il servizio sanitario a 5 milioni di veneti, su 68 ospedali, con 54.000 dipendenti, 80 milioni di prestazioni sanitarie all'anno e 2 milioni di accessi a pronto soccorso, questa è la storia di un anno di sanità, è destinato per legge alla salute. Se qualcuno riesce a dimostrarmi in Corte Costituzionale che finanziare con 6 milioni di euro dei 9 miliardi e 6
la formazione di medici che non vanno a fare gli architetti, non vanno a fare tutte le robe che i giocatori di calcio piuttosto che altre attività, ma vanno a curare i cittadini. Peraltro posso dire, non vorrei che qualcuno pensasse che sono trevigiani questi candidati, sono cittadini del mondo, cioè la formazione è aperta a tutti, 60 cittadini del mondo, che siano di Treviso, che siano di Roma, che siano del Nord Africa, dell'America, noi non ce ne frega niente, sono 60 cittadini che diventeranno medici e che possibilmente io spero restino in Veneto a lavorare. Quindi io non lo ritrovo incompatibile. Siccome questa è una teoria dei tecnici, meno della politica, quella di dire che è incompatibile, adesso andiamo al vedo. Voglio proprio vedere le memorie firmate. Adda Lanzan, prego. Presidente, buongiorno, mi ricollego. Scusami Ada, dico anche una roba, che se si vuole andare in Corte Costituzionale noi ci andiamo, ricordo che al nostro fianco c'è l'università, abbiamo condiviso questa sfida non della Corte Costituzionale, di fare questo corso, scusami Alda, con il professor Rizzuto, che è il magnifico rettore, e con il professor Merigliano, che è il presidente della scuola di medicina. Però sai, se arrivassimo a una sentenza potrebbe essere epocale, il che vuol dire che se portiamo a casa la ragione vuol dire che il fondo sanitario verrebbe gestito da tutta Italia in maniera diversa dopo. E non ho neanche la certezza che qualcuno non lo gestisca già in maniera diversa. E se capita questo, è ovvio che lo portiamo come documentazione in tribunale, perché noi sì, no e gli altri sì. Non te lo so dire, guarda, non è una minaccia, ma andremo a ravanare su tutti i bilanci finché troviamo qualcosa, vedrai che qualcosa la troviamo sempre. Scusami. Prego. Lei diceva però, questi sono soldi nostri, cioè soldi del Fondo Sanitario Regionale che noi spendiamo per la sanità. Però quando ha esemplificato dicendo questi non sono cittadini del mondo, sono cittadini del mondo non trevigiani, cioè del mondo, che vengono qui per fare i medici, noi li paghiamo con i soldi per la salute, per la sanità del Veneto, dei veneti, e poi magari questi vanno a lavorare, che ne so, in Australia. Questo è un rischio concreto, ma così accade anche per le borse di studio che finanziamo. Noi finanziamo le borse di studio, è altro problema, no? Quando si parlava della regionalizzazione, ma non pongo neanche una questione di regionalizzazione. Dico che comunque è un arricchimento ulteriore di quello che è il sistema sanitario del Veneto, perché pensate solo che salto di qualità ulteriore fa questa regione a livello diciamo di sanità, sapendo che ha una casa madre che è Padova, che non si discute, e in più ha una gemmazione di un corso di laurea. Fra l'altro io non ve l'ho mai detto, in un contesto nel quale c'è già l'università e fra 8-10 mesi avrà un ospedale nuovo da 250 milioni di euro con 1000 posti letto nuovi ad alta specializzazione, quindi c'è già una sorta di ospedale universitario in arrivo. Ma guardate, è risolvibile il problema. Io ho parlato con i ministri, oggettivamente non ho trovato un terreno. E cosa gli hanno detto, scusi, visto che ha parlato con voi? Allora, i ministri mi hanno espresso oggettivamente tutti disponibilità a prendere in mano il dossier. Io ho sempre più l'impressione che queste siano attività di minima che vengono fuori dagli uffici, poi ognuno deve, come si dice, ognuno deve gestire la propria area, cioè il proprio orticello, no? Che non è di interessi personali, è quello di far vedere, perché sì, c'è la politica, sono i ministri, c'è il Presidente della Regione, però adesso vi faccio vedere io come si imputano le spese. Andiamo a vederlo, vediamo. Ok, ci sono altri colleghi prenotati, prego. Buongiorno Presidente, io Ciao. tornerei, visto che si parlava prima di turismo e quindi di riportare i turismi in Veneto, su quella che è la situazione
dell'aeroporto di Treviso, perché il gruppo Savi ha fatto sapere, e la società naturalmente che gestisce gli aeroporti di Venezia e Treviso, che Treviso, il Canova, rimarrà chiuso fino a ottobre. Tra l'altro proprio mercoledì c'è un incontro tra l'azienda e i sindacati, però la preoccupazione è grossa anche per tutto l'indotto che gira attorno a quell'aeroporto. La Regione sta seguendo questa crisi? Lei ha parlato con Marchi? No, guardi, allora, la Regione segue tutto con apprensione. Ho letto gli articoli, c'è l'assessore De Berti che si occupa in particolar modo di questi temi, e vi dico che la soluzione a questo problema è una sola: riaprire tutto, fare in modo che tornino i turisti, che torni il traffico aereo, si torna alla normalità. C'è l'aeroporto di Treviso, ci sono gli alberghi chiusi a Bibione, a Caorle, a Eraclea, insomma, Jesolo, insomma, abbiamo molte strutture che sono ancora chiuse, ma vi parlo del lago di Garda, vi parlo delle Dolomiti, insomma bisogna tornare ad avere i turisti di prima, non ho altro da aggiungere. Prego, collega. Buongiorno a tutti, io volevo fare una domanda di stampo puramente politico. Dato le dichiarazioni di Mattarella di oggi, il modello di Stato italiano che lei auspica è una repubblica di stampo federale presidenziale? Ma guardate, cosa è successo? No, dicevo, io non è che auspico, io dico che si applichino i dettami dei padri costituenti e si applichi quello che è scritto in Costituzione. La Costituzione è pensata per uno Stato federalista, uno Stato dove la responsabilità viene distribuita e ripartita nei territori e dove il cittadino sa di trovare davanti a sé un interlocutore che non dice non è mia competenza, ma sa che è un interlocutore che ha, diciamo, piene competenze per rispondere. Per quanto riguarda l'aspetto, scusa, mi avevi chiesto Insomma, il suo modello di Stato è quello di una repubblica presidenziale? Ma questo non è un tema che ci affronterei oggi, nel senso che poi tutti noi cittadini vorremmo votarci tutti i nostri rappresentanti, no? Il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, chi è che non vorrebbe questo? I propri esponenti politici che vanno in Parlamento, lo sapete, ho sempre detto che faccio parte di quelli che credono nella preferenza, no? Di star lì a scrivere ancora il nome come una volta. Per oggi non ci aggiungerei questo argomento, oggi è la giornata dell'autonomia e delle regioni. Posso farle un'altra domanda? Sembra Prego. che il Premier Conte voglia candidarsi per il posto in Senato vacante e magari fondare un partito. Qual è la sua opinione in merito? Non so, ma il posto vacante di chi? Perché c'è stato un senatore del Movimento 5 Stelle che è venuto a mancare e quindi entro ottobre bisogna rimpiazzarlo e Conte sta pensando, insomma, di potersi candidare per Ma essere... è vera sta roba? Sì, l'ho letta nei giornali. No, sì, certo, del collegio sì, ma che lui si vuole candidare, non lo sapevo. Questo l'ho letto nei giornali. Non lo so, mi sembra, non lo so, non dichiaro nulla, cioè, detta così mi sembra, se uno che ha una carica come questa cerca di entrare in Parlamento vuol dire che non è sicuro di continuare a mantenere la carica, cioè, ma la prima roba ma non so neanche se è vera, cioè, quindi non commento assolutamente. Grazie. È come se io potessi non fossi carica elettiva e cercassi di diventare consigliere, perché se tornassimo alla legge vecchia il Presidente veniva eletto dai consiglieri. Non lo so. Ci sono altri colleghi prenotati, prego. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Senta, tornando invece al coronavirus e alla nostra mission qui in questo momento, ci sono parecchie notizie positive, le abbiamo viste insieme, non occorre ricordarle, i contagi, che c'è la curva, le terapie intensive, la cura al plasma, non ce la dimentichiamo, certo, perché stiamo facendo anche la raccolta. E il virus, come ci ha detto l'altro giorno il professore, che ha comunque perso una sua intensità, una sua carica, eccetera. Le nuove positività sono sotto controllo, curabilissime, asintomatiche, eccetera, eccetera. Abbiamo tutta questa serie di notizie positive. Quella cattiva, al di là del concetto mascherina sì, mascherina no, è questo terrorismo continuo che ogni volta che c'è una notizia buona viene fuori una cattiva per tenere sotto pressione le persone. Ora la domanda è un po' così sciocca, quella che si fanno però un po' tutti: a chi giova?
Mi sono perso. No, ho capito tutta la premessa, ma non ho capito la domanda. Sì, ma la domanda voleva già essere quasi una risposta. Ah, cioè, vabbè. Cioè, diciamo che poi ci lamentiamo delle teorie fantasiose che vengono fuori, Sì. ma effettivamente, a parte l'outing oggi di addirittura della virologa Capua che dice non sono più un virologo perché sono tanti anni che non sto in un laboratorio, però abbiamo sentito teorie di tutti i tipi, di questo nuovo, allora la curva diciamo epidemiologica andava a ribasso, avevamo delle teorie molto anche diciamo corredate da dati che ci sarebbe stato un nuovo picco a maggio, poi è stato spostato a giugno, poi è stato spostato al 15 di giugno, poi è stato spostato forse a settembre-ottobre. Cioè c'è sempre questa specie di spada di Damocle che abbiamo sulla testa Chiaro. e che non ci aiuta, cioè in tutte le cose che stiamo parlando oggi. Allora, siamo davanti a un processo naturale della natura, quindi sono come le previsioni del tempo, tu puoi averle precisissime, però ieri davano pioggia e al mare invece si sono fatti una giornata senza acqua. E quindi sono come le previsioni meteo, dopodiché c'è ricerca scientifica di mezzo, non siamo più lì a guardare i fondi del caffè con gli auruspici, no? come che funzionava una volta, o guardare il volo degli uccelli e fare le interpretazioni per il futuro, ma abbiamo delle modalità migliori che sono quelle di scienziati che studiano. Io allora di contraddizioni ne abbiamo viste tante in questa vicenda. Allora, del famoso picco di maggio-giugno non ho memoria, dico che fino ad oggi il nostro modello matematico ha funzionato. C'è un grande punto di domanda, l'ho detto al professor Navalesi l'altro giorno, ho detto sarebbe un folle chi dice ad autunno arriverà il contagio. A autunno è probabile che arrivi il contagio, probabilmente non arriva, magari sarà la stagione più bella della nostra storia che non avrà neanche l'influenza, potrebbe anche accadere questo. Io sono positivo, vi dico che la spagnola è arrivata nel 18 e se n'è andata nel 19, è vero che ha avuto un ritorno di fiamma nell'invernata 19, però come è arrivata è andata via. Avevano tutte le mascherine e poi via. Ai cittadini chiedo di avere fiducia nel loro sistema sanitario regionale del Veneto che funziona. Ci stiamo attrezzando, spero che ci sia una movimentazione che poi diventi inutile, che è quello che più ambirei, perché rifarsi assieme ai miei assessori tutta l'attività che abbiamo fatto in questi 105 giorni, anche no, per il prossimo autunno, dopodiché staremo a vedere. Avete sentito il professor Navalesi ha detto siamo partiti con l'idea della polmonite e ci siamo ritrovati il tema dei trombi multiorgano. Questo è un virus che la verità oggi qual è? Che se molti di quelli che hanno parlato stavano zitti era meglio, perché oggi il consuntivo di coronavirus è diametralmente opposto al preventivo di coronavirus. È quello che mi fa arrabbiare, no? Mi domando, ma quelli che studiavano Wuhan, i nostri italiani che studiavano Wuhan, cosa che hai studiato? Che quando è arrivato il virus avevano tutte le istruzioni di un'altra roba in mano. Oggi chi ha studiato il Veneto sa benissimo che storia è il coronavirus del Veneto. Grazie. Peraltro, non so se si è scritto, voi sapete che l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie ha sequenziato il virus? Sì. È stato sequenziato il virus, e quindi se volete anche informazioni più profonde, più precise, potete contattare, magari li invitiamo qui un giorno, l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, vi parla della sequenziazione e vi parla di quello che hanno capito, perché anche il tema mutazioni. Vi ricordate che sembrava quasi essere eretici dire il virus ha mutato? Io mi sono preso anche un po' di insulti per potrebbe essere mutato. Adesso è normale parlare di mutazioni. Quando il 3 febbraio del 2020, cioè 3 febbraio, dissi bisogna istituire la quarantena, ovvero l'isolamento fiduciario dei bimbi che venivano in età scolastica dalle zone infette della Cina, non da tutta la Cina. Mi prese da razzista. Oggi se vi dico che quel bimbo è in quarantena a casa, neanche isolamento, è in quarantena a casa, c'è qualcuno che ha qualcosa da dire. È normale mettersi in quarantena. Capite che il mondo è cambiato repentinamente, ma anche le teste di molte persone sono cambiate, fortunatamente. Ci sono altri colleghi che avevano chiesto di intervenire. Filippo Tosato.
Sì, io volevo farle una domanda sull'autonomia, ma prima mi ha suggerito una... Lei è ancora convinto della natura... Artificiale. Sì. Ma se senza titoli o altri domande? No, ma sarei curioso di saperlo. Sì, grazie. Ma guarda, io non ho innanzitutto espresso considerazioni perché non mi competono. E vi ricordo che quel giorno mi è stato chiesto, secondo lei, perché il virus sembra depotenziato, no? Perde virulenza, definiamola così, che forse è il termine più appropriato. Lo vediamo nei contagi, no? C'è, ma non è così forte come prima. E io vi ho detto, potrebbe essere perché è un coronavirus e con la bella stagione se ne va. È un coronavirus e potrebbe avere il problema delle temperature, c'è anche questa ipotesi. Vi ricordo che una delle indicazioni terapeutiche iniziali a febbraio era quella di tenere le sale di cura sopra i 27 gradi centigradi, c'era anche questa teoria. 3, se ne va come è arrivato. 4, vi ho detto, c'è anche una teoria, e uno dei più grandi esponenti è Luc Montagnier, premio Nobel per la medicina del 2008, lo scopritore del virus dell'AIDS, colui che sequenziò il virus dell'AIDS, che disse, guardate, io ho fatto la sequenziazione del coronavirus del pipistrello, ci ho trovato dentro una microsequenza dell'AIDS, probabile che qualcuno avesse lavorato in laboratorio, punto. A me dà fastidio che l'ipocrisia in pancia a qualcuno porti addirittura a far partire una sollevazione, cioè voi lo avete capito o no che in laboratorio si lavora con i virus? Non c'è nulla di trascendentale. Lo sapete che nel 2014 la comunità scientifica ha fatto una lista di virus sui quali non si deve più lavorare, invece dal 2014 ad esempio sul coronavirus si può ancora lavorare. Lo ha capito chi non lo vuole capire, che comunque la lavorazione di laboratorio serve per produrre vaccini, farmaci e quant'altro. Cioè non è che basta guardare Frankenstein Junior e pensare che sia solo sta roba qua. Io mi fermo qua, poi non ve lo so, io non so qual è il motivo. Vedo che c'è un sacco di dibattito e staremo a vedere, alla fine questo dibattito finirà. Ho visto una dichiarazione l'altro giorno dell'OMS che comincia a mettere i puntini sulle i su alcuni aspetti. Staremo a vedere. Però che si dipinga Montagnier come uno squinternato lo trovo poco rispettoso. Io ho visto l'intervista, non mi sembra l'intervista di uno che non c'è l'intervista di uno che ha parlato scientificamente. Poi magari si può sbagliare. Comunque ammetterà che la battuta di Crozza a riguardo è stata divertente. Quella del se Salvini perde forza allora è artificiale. Ma però se adesso la sta riacquisendo, perché stiamo tornando su quei sondaggi, quindi non è artificiale. È naturale. No, ecco, mi perdoni così la battuta. No, certo. No, invece sull'autonomia è un discorso forse più, anzi senz'altro più. Allora, io ho un po' questa impressione che lei ha anche detto, in questa vicenda dell'emergenza le regioni hanno, e in particolare il Veneto, insomma, lei ha detto, credo che Mattarella abbia pronunciato queste parole anche alla luce dell'impegno, delle performance delle regioni nell'emergenza. Sì. Però io ho come un'impressione, lei in questo caso ha titolo per parlare perché il Veneto, nell'opinione generale, è uscito brillantemente da questa, è uscito bene da questa vicenda emergenziale, il sistema sanitario ha retto bene e ha prodotto dei risultati. Tuttavia, non si può dire lo stesso di tutte le regioni italiane. Si potrebbe dire che il Veneto l'autonomia se l'è guadagnata sul campo, ma non mi sentirei di dire la stessa cosa per altre regioni. Ci sono regioni che hanno riunito i consigli regionali per 3 minuti per votarsi un aumento di stipendio. Ci sono regioni che sono ancora impantanate nel contrasto ai contagi, non riescono a venirne fuori. Cioè non ha l'impressione che l'autonomia, come dire, mette in risalto certamente le potenzialità e le risorse, ma anche i punti deboli, anche le fragilità. Sì, ma guarda, direi innanzitutto che le regioni hanno affrontato con piglio e anche con vigore questa partita. Voi immaginate, ma guardate, non sto criticando il governo, parlo in generale, qualsiasi governo,
la gestione del coronavirus da un governo centrale sarebbe stata un disastro, a prescindere, perché comunque il governo del territorio è fondamentale e da Roma non riesce a farlo. Voi immaginate un'ossatura, un'architettura a piramide con base molto stretta del governo della sanità, che potete mutuare con molti altri comparti che sono gestiti così, capite che l'impulso arriva con molta più lentezza sul territorio, no? Considerate che qui durante il coronavirus si prendevano decisioni e dovevi rispondere ancora prima che finisse la domanda che ti facevano. Cioè, a livello nazionale i tempi si dilatano, quindi la sola riduzione delle catene decisionali è comunque una garanzia. Dopodiché vi ricordo che stiamo parlando dell'articolo 116, il comma 3 del 116, il 117, il 118 e successivi, che la definiscono l'autonomia differenziata, cioè vuol dire che ci sono, che come vi ho sempre detto io, un abito sartoriale e ad ognuno, come diceva Einaudi, dovremo dare l'autonomia che si spetta, diceva Einaudi nel 48, ad ognuno dovremo dare l'autonomia che si spetta. Quindi io non ci vedo un problema perché chi ha più performance, chi ne ha di meno. Se fossi la collega Santelli della Calabria chiederei l'autonomia, perché il centralismo l'ha provato tutto la Calabria, non mi sembra che abbia risolto i problemi. Almeno mi gioco l'ultima carta, che è quella della responsabilità, e così parlo per il collega De Luca in Campania, e così per tutti gli altri che comunque vogliono essere i governatori del territorio. Non lo dico per il Veneto perché è scontato che dobbiamo avere l'autonomia. Ok, Alda Vanzan. Presidente, sarò sintetica, ma ho 4 domande flash da farle. La prima è questa: lei ha tracciato un po' il calendario della settimana entrante e gli appuntamenti che la aspettano. Mi chiedo perché dovete fare la conferenza delle regioni e parlare, diceva che ci sarà al tavolo, sarà definito il discorso delle linee guida cinema, spettacoli eccetera, però state andando in ordine sparso. L'Emilia Romagna ha firmato ieri l'ordinanza su cinema, teatri, ma a valere congressi. dal 15? Sì, esatto, a valore dal 15 e dall'8 per quanto riguarda le prove senza pubblico. Sì, ma noi questo lo sappiamo. Anche altri colleghi hanno fatto questa scelta. Prego. Sì, però noi la facciamo operativa, cioè nel senso che noi se ti ricordi l'ultima ordinanza potevamo mettere dentro anche altre robe a valere però l'abbiamo voluta portare fino all'ultimo nella speranza, ve lo dico, che si modifichino meglio le linee guida, che ci dia più operatività. Quindi saremo anche noi dal 15, probabilmente con linee guida diverse? Cioè No, linee guida comuni, ma a questo punto se c'è un'evoluzione delle linee guida noi ne approviamo solo un pacchetto di linee guida e chiusa lì. Vabbè. Seconda domanda, Presidente, degli appuntamenti di cui ha parlato, diceva appunto le fiere, parleremo con il Ministro Gualtieri eccetera. Le risulta che le associazioni di categoria si siano un po' risentite in merito alla dichiarazione fatta in questa sala dal suo assessore De Berti sul trasporto privato, cioè gli NCC che sono venuti qui la scorsa settimana dicendo nessuno ci rappresenta? Pare che le associazioni di categoria sostengano invece di rappresentarli, lei di rappresentare queste categorie. A lei risulta questo malessere? Ma guardi, allora guarda Alda, intanto sono rappresentate le associazioni. Io ho parlato anche con l'assessore De Berti, abbiamo ricevuto una lettera dal Confartigianato e ne ho parlato anche con il Presidente Bonomo. Nella totale cordialità, penso che ci sia stato un misunderstanding e deve essere assolutamente chiarito. Noi abbiamo avuto istanze dalle associazioni di categoria per taxi, NCC, quindi noleggio con conducente, e autobus privati. È una delle emergenze. L'assessore De Berti, nella sua esposizione, intendeva dire che siccome ai trasporti non c'è ascolto, di tentare la linea dello sviluppo economico. Allora, la testa al toro la tagliamo facendo una lettera a mia firma e scrivo ai 2 ministri, sia a Patuanelli che alla De Micheli, per questo tema, e che non è un tema irrilevante. Noi parliamo di turismo, ma ci dimentichiamo che taxi, NCC e Pullman sono fermi. Quindi assolutamente, quindi non. Cosa chiederà, scusi, i 2 ministri? Allora? Chiedo quell'intervento che a tutt'oggi non c'è stato. Ma sul fatto che siano ascoltati, che loro si facciano sentire, non c'è dubbio. Le associazioni di categoria, in particolar modo Confartigianato, ripeto,
Bonomo me l'ha anche segnalata sta roba, e hanno assolutamente ragione, cioè, insomma, c'è una lista di incontri che si sono fatti, di segnalazioni agli atti, per cui assolutamente c'è stato rapporto e loro hanno segnalato. La terza domanda, Presidente, riguarda i tamponi che stanno crescendo, nel senso che ne state facendo sempre di più. Siamo fermi ai cerchi concentrici, cioè sanità, casa di riposo, forze di polizia? Sintomatici. Contatti stretti di sintomatici. Le solite attività, cioè il piano di sanità pubblica. Non ne avete allargato, No, non lo so, al cassiere dei no, supermercati? no. Perfetto. L'ultima domanda invece, Presidente, riguarda non il coronavirus ma quasi, cioè un po' anche di striscio. Ieri c'è stata la presentazione della coalizione che sosterrà Arturo Lorenzoni, professore universitario, candidato del centro-sinistra. Una forza politica che sostiene questa coalizione, le leggo testuale, ha sostenuto che lei, Presidente, ha sfruttato il periodo del coronavirus per farsi campagna elettorale ogni giorno a mezzogiorno e mezzo, strumentalizzando chi ha sofferto, strumentalizzando il personale sanitario, raccontando come giocare a biglie con i cugini di terzo grado. Cosa risponde? Che penso che per garantire la par condicio non rispondo, così lascio la riga dell'articolo a loro disposizione. Cioè lascio una riga bianca e quindi la mettete una dichiarazione aggiuntiva a loro, così. Beh, lei non vuole polemizzare con i contendenti, i competitor? Penso che si commenti da sé una dichiarazione del genere. Cioè vorrei ricordare che però non è la risposta, ma è la doverosa risposta alla giornalista, ma fuori dall'articolo. Vorrei ricordare che questo punto stampa nasce assolutamente in maniera ragionata, pensando che davanti a un mostro che stava arrivando, che diffondeva inquietudine, ci volesse una persona che parlasse i veneti. Qualcuno può dire, ma la si poteva gestire con i tecnici? No, perché sarebbe stato un via vai di tecnici e poi abbiamo visto a livello nazionale cosa è accaduto con gli scienziati. A questo punto, anche perché c'era un'ipotesi, no? È quella che io dico sempre quando ci sono le tragedie, le catastrofi. Se va bene è merito di tutti, se va male è colpa di chi? Mia. Secondo voi se fosse andata male qualcuno veniva a dirvi Zai ha cavalcato il coronavirus?